questione semplicemente di sovranità e sapere ancora se qui esiste un popolo, sino che casente, col cervello collegato al cuore, oppure sino che là, ma oggi gli stiamo trasmettendo una emozione, una sensazione che il popolo sardo, tutto rappresentato, e che nome, e che in questa terra ancora deviamo comandare solo e solo noi. Penso che stiamo subendo uno dei peggiori attacchi concentrici, violenti degli ultimi 40 anni. Mai la Sardegna si è vista in questa condizione. Qui ne approfittiamo a portare la solidarietà al movimento Pastori che è il 9. Che stanno facendo emergere tutte le contraddizioni di uno stato di sottomissione in cui siamo vivendo ora. Stiamo importando l'84% di agroalimentare. Non sono avvelenati intossicati con tutta questa porcheria, ma questa porcheria già generano ricchezza. L'84% di agroalimentare lo dobbiamo produrre noi. Il nucleare non si arriva. Probabilmente non arriverà mai, questo dipende da noi. Isso si lascia giocare tutto nella importazione delle scorie radioattive, ma su questo tema insopportabile, su tutti i segmenti della società sarda che ha un attacco violento, violentissimo, dal lavoro all'agricoltura, alla importazione di scorie di tutti i tipi, ma va una differenza. Questa resa sarà eterna. Mio padre, perché ancora sono figlio, mi interroga ogni sera: ma è vero che vi state vendendo il vento? È unico. È vero che vi state vendendo il sole? È vero che porteremo questa centrale, perché abbiamo subito dominazione, che il danno governo sanno e la nostra resistenza ci ha sempre liberato, ma in questo caso non ci libererà mai. Saremo prigionieri per 25.000 anni e i nostri figli leggeranno che nel 2005 a noi ci hanno sconfitto, che la classe politica sarda ha collaborato in tutta l'umiliazione eterna. Questa cosa qui non è solo una questione di economia, qui ne vale la pena la nostra dignità. C'è il modo migliore per uccidere un uomo, non è ucciderlo, è lasciarlo vivo e rubargli la sua dignità, la sua